Di conservazione, di acquisizione. Ma allora che cosa è successo dopo il 1974? Perché tu hai detto che avevi avuto un percorso molto variegato. No, nella mia vita, voglio dire, insomma, adesso voglio inserire da dove è partita la mia esistenza, nel senso che io, voglio dire, poi adesso, finendo il discorso del 75, della scultura presente in quest'ultima mostra al Palazzo di Città, voglio dire, poi io nel 77 sono andato via, mi sono trasferito a Milano, a Brera, per cui al liceo di Brera, e così è andato il mio percorso molto intenso, che si era sviluppato dopo gli anni, cosa posso dire, dalla prima mostra fatta da Galleria Cadario a Milano, poi c'è stata la Galleria Blu, poi c'è stato il Naviglio, poi c'era una necessità che io mi portassi a Milano, capito, a lavorare, non potevo continuare qui a stare escogitando presenze o assenze scolastiche di vario tipo. E poi Milano in quel momento era la città e poi più la città, capito, insomma, all'avanguardia. quindi praticamente questo è stato, ed infatti poi ho partecipato a grosse mostre collettive, molte di vario tipo, insomma, ampiamente documentate, voglio dire, insomma, sino poi ad aver... abbiamo fatto anche delle mostre assieme al Collegio Cairoli di Pavia, insomma, ma c'è stato un concorso critico che è abbastanza di riconoscimento allora, capisci, da Dorfles, da Maltese, la mostra con Maltese a Genova, quell'altra alla Blu a Milano con Crispolti, capito, voglio dire, quindi insomma, chi altro? Cioè tutte cose che qui non potevano... Non potevano, cioè voglio dire, insomma, che hanno avuto qui dei contatti, delle situazioni, voglio dire, di presentazione, di conoscenze, insomma, Maltese stava qui, mi avevo conosciuto, Dorfles era capitato qui, c'eravamo conosciuti, l'Orlandini lo stesso, cioè a un certo punto, tu che hai fatto esperienza, che hai avuto questa vita parigina, eccetera, eccetera, ti rendi conto che a un certo punto quello che puoi aver fatto a Parigi, no? Lo potevi fare solo a Parigi, certo. Cioè, a volte, capito, certo, era per noi vicino Milano, non era Parigi o New York, certo sarebbe stato l'unico che ci portassimo a New York piuttosto che cose del genere, insomma, ecco, da lì poi, vabbè, insomma, il ritorno che c'è stato poi qua a Cagliari è stata con una mostra antologica nel 2005, con assessore storico Giorgio Pellegrini, capito? Che è stata nel 2005, una grossa mostra che sì, abbracciava dalla pittura, a tutto quello che avevo fatto tantissimo, veramente, insomma, gioielli, i tappeti, ho assistito delle artigiani, per esempio, per i tappeti, ma perché aveva avuto nel 62 incarico, cioè disponibilità mi fu chiesta, insomma, non si può parlare di incarico, non c'era stata nessuna,
retribuzione, nessuna cosa, c'è la disponibilità di seguire una cooperativa di tessitrici azzediani che voleva sorgere, aveva bisogno di un assistente artistico che fornisse disegni, che fornisse così. Certo. E io così ho dato la mia disponibilità, capito? Questo prima del liceo artistico è partita, capito? Che c'era abbastanza disponibilità di tempo, insegnavo saltuariamente nelle scuole medie prima di approdare al liceo artistico, capisci? Quindi insomma così, è stato questo, anche nel... Cioè, rientrava questo progetto, diciamo, di assistenza artigianale che era stato molto attivo, aveva dato soddisfazione. Queste tessitrici da un telaio sono passate a 7-8 telai, insomma, io andavo lì alle 8 del mattino, lì da loro a Zediani, che non è due passi, insomma, mi trattenevo, insomma, capito? Quindi anch'io prendevo, cioè, di pari passo cognizione loro adottavano il nodo armeno del fare il tappeto, non era del Pibionis, era qui, insomma, io che ho indicato e proposto dei disegni per i tappeti con dei richiami inizialmente a delle florealità sarde, il cardo, quell'altro come il cadatua, un altro fiore e così via. Poi per esempio mi aveva colpito il grembiule del costume di Orgosolo che aveva un motivo così, uncino in alto, che poi le ho riportato anche quando ho fatto dei gioielli in argento, perché poi ne ho fatto anche molto di questo. Ma dei gioielli per me erano degli studi preparatori per fare anche delle sculture, come proprio veramente un anello che avevo fatto era diventata poi una scultura di 3 metri. Ma allora oggi, cosa fai oggi? Fai delle mostre? Partecipi a delle... Faccio sì, dove vengo coinvolto, come vengo invitato, mosse personali. Non mi ricordo anche più a cosa risalgono. Ne hai fatto però da poco. Beh, bisogna... Sì, insomma, abbastanza. Cercherò su internet. Quella che abbiamo fatto insieme a Milano era personale, sì. No, ma cosa... Dov'era questa mostra? A Milano. A Milano. A Milano. No, ma voglio dire in maniera molto diradato, così, la scultura poi ha una grosse difficoltà espositive, di costi, di trasporto, capito, di cose di questo tipo, insomma, effettivamente, insomma, la scultura ha bisogno di avere degli sponsor, di avere, capisci, delle persone che io non ho avuto nessuno, ho fatto, c'ho tanti, c'ho oltre un centinaio di opere, voglio dire, capito, di varie dimensioni. E dove si trovano oggi queste? Io sono a Milano, sono a Milano, sì. Ma esiste un catalogo ragionato, per esempio? No, adesso ho fatto una raccolta una raccolta. Il catalogo più, voglio dire, che rimane più consistente è questo che mi fece il comune di Cagliari quando feci la mostra all'Exma, sì. Capito? Poi ho fatto una mostra anche a Bolzano, al museo di Bolzano. Ma tutte queste cose si possono trovare su internet? Tu hai un sito, per esempio? Io c'ho un sito. Ah, ecco. E come si chiama il sito?
italoantico.it. Sì, antico.org, insomma. .org, vabbè. No, ma è ampissimo, ci sono anche le note biografiche dei vari critici riportate, anche in traduzione in inglese. E così, poi ho vinto anche un compasso d'oro con un gioiello. Capito? Sì, questo l'avevo visto, ma senti, io comunque ma spesso ho seguito, avevo visto... Ma è la faccenda che dal momento che tu, con i sardi che vanno via, avviene lo stesso fenomeno che avviene in Giappone, con i giapponesi che vanno via dal Giappone, che se ne sono andati. C'è una famosa frase anche in sardo, no? Come che cioè, sei andato via e basta, come hai chiuso. Questo è veramente uno, capito? Una cosa. Sì, però insomma, mi sembra che tu ritorni sempre qua. Sì, oggi siamo anche a Cagliari, cioè non è che non siamo a Milano, per esempio. No, certo, perché io non ho nessuna proprietà in Sardegna. Avevo una casa e mi sono andato via per prendere appunto casa e studio a Milano, eccetera, eccetera. Sai, anche queste cose, un po' come un'idea così che ventilata, che mi è arrivata alle orecchie di mettere qualcosa nei rondò. Sì. In giro che ci sono di qua, certo. Partendo da quello di Elmas dell'aeroporto, sì. È gigantesco, fino ad arrivare a quello all'Ansicora o quello, ce ne sono così. Ora, con degli sponsor così che contatto dice, sì, garantiamo vitto e alloggio. Scusa, abbiamo bisogno del vitto e alloggio, voglio dire, ho capito. Dite un po' cosa il comune intende mettere, appoggiarsi, non so, 2, 3, 4, 5, cioè, insomma, hanno contattato, si è fatto questa cosa così, sceglie il rondò. Ma come scelgo il rondò? E poi dopo che ho scelto il rondò devo fare un progetto, devo fare un rendering ambientato mettendoci qualcosa in mezzo, ma con tutte le difficoltà, capito? Perché poi insomma quello gigantesco dell'aeroporto, dove l'unica cosa che può stare in quel rondò enorme, no? Un vecchio idrovolante di quando Cagliari ospitò la famosa trasvolata di Italo Balbo. Allora, siccome c'era stato quell'episodio in quell'epoca lì, benissimo, tiriamo fuori un vecchio idrovolante e lo mettiamo lì, bellissimo, insomma, per esempio, che adesso ti trasmetto e ti dichiaro questa mia idea, se tu vuoi spenderla, puoi anche, se vuoi dire, che te l'ho tirata fuori. Quindi lunedì mattina posso andare a Elmas per vedere se ce l'hanno? Ma sarebbe l'unica cosa, ma te ne immagini se una mia scultura come quella lì che tu vedi può stare in un rond? Ma abbi pazienza, io ho dei progetti, delle cose in cui questi miei segni possono trasformarsi in superfici, capisci, che hanno delle volute, ma di una certa consistenza. Ma chi mi produce qui, mi realizza attraverso una metallurgia pesante delle lamiere,